traccia dei primi 3 punti casalinghi, ospita il Mestre Fenice che ha trovato invece la prima vittoria stagionale fuori casa nel campo dell'Union Diavoli. Benvenuti dal Palasport di Vazzola, da Udino Baggio per Roploz. Fischia il direttore di gara, primo possesso per il Miti. Tomasin carica il vice capitano da Otero in profondità, gliela restituisce e Tomasin sfrutta l'occasione. 1-0 Miti Vicinalis, ci pensa Samuele. Tocco corto, arriva Catani, la fa passare in passato, c'è basso, libero ma gliela porta via Franceschini, troppo lento il passaggio, manda in volata Cescon tutto solo, fa esplodere il Palasport di Vazzola, Nicola Cescon, raddoppio Miti Vicinalis. Oriento vuole l'inserimento del compagno, la tira addosso a basso, Tomasin a terra, Valdrisca. Otero vede l'inserimento di Baldassar e lo premia! Baldassar, 3-0 Miti, responsabilità anche del difensore, lo lascia girare. Franceschini e Guariento, parte Franceschini col destro, il tocco dietro per Guariento col mancino. E giù l'autore del primo gol, Tomasin serve basso trova lo spazio in discesa a Baldri. Il destro di Brian Orsi, ancora una volta si apre il muro difensivo, ma riparte in contropiede il Mestre Fenice con Franceschini se ne va, Franceschini palla dentro, deviazione. La parte opposta a Guariento, la vuole in profondità Puleo, stop di petto, Puleo la mette giù. Tocco dietro per Guariento che si coordina, golasso di Alessandro Guariento, a partire un mancino imprendibile per Bortolomioli. Ora Guariento la lascia e parte, servito in profondità, Guariento la schiaccia! Come si è coordinato Alessandro Guariento, 2-3, ci crede adesso la squadra di Mister Petteno, una finta e se ne va Franceschini ne punta uno, tunnel, 1-2, Franceschini a terra, Guariento, basso, può andare 3 contro 1, 3 contro 2 adesso, palla larga, dietro di nuovo da basso, conclusione, traversa, un missile, ancora il capitano però, da Catani, Zanchetta dietro da Correa, Tomasin sbaglia, quindi può ripartire il Mestre Fenice, Guariento, Puleo sulla destra, Puleo, conclusione deviata, ancora Puleo dentro, Otero, Marson a puntare, Ruletta, Marson, il tocco dentro di punta Otero, in scivolata, sigla il 4-2 Miti Vicinalis, Alexis, Guariento, dentro Bortolomiol, Puleo, Alessandro Guariento, Franceschini, tende, Franceschini si la sposta, va col destro, deviazione di schiena di Correa. Anche dentro da Palma che si posiziona nel rombo difensivo, però serve Franceschini dietro da Guariento, conclusione deviata da Alexis Otero, accorcia le distanze, insegue ancora una volta Guariento, alto per Palma che col petto non controlla la perfezione, basso dietro da Bortolomiol che svirgola e Guariento non perdona, agguanta al pari la squadra di Mister Landi, tripletta personale per Alessandro. Scarico di Correa ad Otero, va da Cescon pesca Otero, Catani, Valdresca va lungo, la deviazione di Correa che non serve a nulla perché l'arbitro ha già fischiato la fine del match. Una splendida partita, 4-4 risultato finale al Palasport di Vazzola e squadre che si devono accontentare di un punto a testa.